Buongiorno, ben arrivati all'azienda agricola Sioni Paolo di Caminetto. Io sono Valentina e aiuto mio marito Paolo nella conduzione dell'azienda agricola. È una piccola azienda a conduzione familiare, appunto, tramandata dai suoi genitori. Ci occupiamo della produzione di vino. I nostri vigneti si trovano adiacenti al torrente Torre. Le uve vengono lavorate rigorosamente nella nostra cantina, nella nostra piccola cantina, fino poi all'imbottigliamento. Le nostre varietà principali di vini sono il vino rosso Merlot, Cabernet Franc, come bianchi invece abbiamo il Verduzzo dolce, il Blanc de Tor e una cosa così per i bambini, c'è il succo d'uva analogico. Noi dell'azienda agricola Sioni, oltre ai vini, ci occupiamo anche di seminativi e zootecnia. Nei nostri terreni coltiviamo frumento, mais, orzo, col quale facciamo anche la birra agricola artigianale, e foraggiere. Queste foraggiere servono per l'alimentazione dei nostri bovini allevati. Sono bovini di pozzata rossa, circa una quarantina. Il latte prodotto viene portato in una latteria tornaria dove viene lavorato crudo, cioè non viene pastorizzato, e intero. Produciamo formaggi a pasta molle come stracchino, mozzarella e i formaggi classici di latteria che poi stagioniamo. E nel 2005 all'interno dell'azienda abbiamo deciso di aprire uno spaccio per la vendita diretta dei nostri prodotti. E appunto, oltre ai nostri formaggi, alla birra, al vino e vasetti con i sottoli prodotti con i nostri ortaggi, troviamo anche salumi e prodotti di altre aziende agricole locali. Nel nostro punto vendita i clienti, oltre ad acquistare i nostri prodotti, possono soffermarsi per degustarli, per cui possono bere un tailleur di vin, possono assaggiare i formaggi, salumi nostrani e, perché no, anche il dolcetto.